Ma purtroppo queste malattie che sopraggiungono soprattutto in giovane età ti buttano in faccia una nuova vita, un nuovo modo di vivere che non ti aspetti. Non è semplice per le persone che ti stanno vicino capire la malattia, capire cos'è l'Alzheimer giovanile e soprattutto non capiscono le difficoltà che sorgono nelle famiglie. Dal punto di vista istituzionale della società direi che non ci sono grandi supporti, non sono neanche preparati a pensare a una famiglia giovane con questo marasma in casa. Diventa tutto molto difficile, la vita viene completamente stravolta e purtroppo bisognerebbe comunque sensibilizzare e creare una nuova unione sociale, una nuova possibilità anche per le persone malate e le loro famiglie. Una giornata con mio papà per me è un grande tesoro e lo è anche per lui, perché nonostante per tante persone possa sembrare una normale giornata, per me non è così, perché io mi impegno a aiutarlo nelle cose che lui non riesce e lui è consapevole e mi ringrazia molto ed è molto felice. Sento un po' un esempio perché tutte le persone che magari hanno queste problematiche possono fare come ho fatto io, magari prendersi anche il primo di alfiere della Repubblica. Una patologia che per il momento è considerata ancora da vecchi, ma vediamo che sempre più persone giovani sono affetti da questo male incurabile, perché è un male veramente tremendo, un male che distrugge le famiglie, non c'è sufficienza ricerca e naturalmente bisogna operare su questo senso, perché il malato di Alzheimer non può rivolgersi al geriatra se è giovane, ma deve andare dal neurologo, il quale fa un quadro preciso della situazione e poi passa in geriatria quando diventa più grande. Il problema è che la famiglia viene in qualche maniera distrutta, perché il malato di Alzheimer nel momento in cui raggiunge il suo limbo, lo chiamiamo così perché a un certo punto non si rende più conto di quello che succede, la famiglia è in una sofferenza continua, quindi bisogna continuare a fare ricerca in questo settore e soprattutto cercare le persone più giovani. Abbiamo un esempio questa sera in questo incontro di una persona estremamente giovane che a 40 anni ha iniziato ad avere le malattie dell'Alzheimer. La pandemia ha rallentato un po' tutto, ma diciamo che secondo me le istituzioni non hanno avuto sufficiente attenzione alla ricerca per la malattia, visto che è considerata ancora adesso da molti una malattia da vecchi e quindi i vecchi vengono trascurati. No, assolutamente, è una malattia di persone giovani. I sintomi della malattia d'Alzheimer ad esordio precoce sono molteplici, molto sfumati e di solito possono interessare vari aspetti del carattere e della vita del soggetto. Possono esserci delle modificazioni del comportamento sociale, dell'umore, possono esserci le più famose difficoltà di memorizzazione, quindi di recupero di informazioni di materiale amnesico, ma possono esserci anche delle difficoltà di altre funzioni cognitive, come ad esempio le funzioni prassiche o della vista. Per quanto riguarda la cura, attualmente abbiamo dei farmaci sintomatici, cioè sono gli inibitori d'acetilcolinesterasi e memantina, che aiutano a rallentare il decorso di malattia, a allontanare la comparsa delle alterazioni del comportamento e a mantenere un'autonomia personale del paziente. Però si intravedono delle prime terapie disease modify, quindi anticorpi specifici nei confronti della amiloide, che sono in fase di studio e sono stati licenziati ora dall'agenzia americana, dalla FDA, parlo della Ducanumab, ma ci sono allo studio moltissimi farmaci di questo tipo che forse nel prossimo futuro ci potranno aiutare a modificare l'andamento della malattia. Questo sempre se riusciremo a intercettare precocemente e fare precocemente la diagnosi per poter iniziare il prima possibile la terapia per rallentare il processo neurodegenerativo. Il focus della ricerca adesso si focalizza fondamentalmente sulla esplorare delle alterazioni nelle cellule neuronali che vengono molto prima di quelli che sono i segni clinici della patologia. Quindi per quanto mi riguarda il mio laboratorio adesso sta studiando il fenomeno della neuroinfiammazione, cioè questo processo che avviene nel cervello perché
che c'è stato un danno, perché c'è stata una morte cellulare, e che può amplificare poi tutti quelli che sono i meccanismi che poi portano al deterioramento ulteriore delle funzioni cognitive, del funzionamento del cervello. Questa ricerca, questa idea, perché dobbiamo ancora appunto verificare che quella nostra ipotesi sia corretta, è stata recentemente appunto finanziata da un'associazione americana e stiamo portando avanti in laboratorio degli esperimenti su degli organismi modello i cui risultati poi verranno verificati, diciamo, sui campioni biologici che ci mette a disposizione il CRIC, questo centro di ricerca dell'invecchiamento cerebrale dell'ospedale di Padova, in collaborazione con il dottor Carlo Gabelli. Alle persone che hanno questo problema, al malato e alla sua famiglia, vengano presi in carico veramente. Quello che ho letto della lettera di Zaia, del presidente Zaia, me la sono portata via, perché in questo momento di tutto questo non avviene niente. Non avviene niente. Le difficoltà sono enormi, il Covid ha amplificato in modo stratosferico le problematiche, le forme giovanili sono diventate ormai, come posso dire, la mia paranoia, però se non battiamo il chiodo sulla ricerca noi possiamo chiedere di tutto ai medici, ai volontari, a tutto quello che gravita intorno, ma non ne andiamo fuori se non abbiamo la ricerca, e dobbiamo investire in ricerca. Io ho fatto un salto sulla sedia quando ho letto il giornale che appunto annunciava questa ricerca della professoressa Pizzo. Con lei siamo in sintonia, siamo diventate amiche diciamo da settembre. Questo è quello che io chiedo. L'ho chiesto anche all'Istituto Superiore di Sanità, l'ho chiesto al Ministero. Al Ministero siamo andati con Paolo e Michela e con la ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità per chiedere ricerca, investimento sulla ricerca. Questo è un chiodo che adesso io continuerò a battere.